niente? Non ho visto niente, ho visto solo il trambusto quando era già morto, non abbiamo visto niente. Pochi vicini, nessuno ha voglia di parlare. Viveva in questa roulotte da 25 anni la famiglia di Edis Cavazza, 45 anni, l'uomo ucciso dal figlio 17enne alle 19:30 di giovedì. Il ragazzo era appena rientrato, con lui c'era anche Annalisa, la fidanzata di 9 anni più grande. Tra padre e figlio nasce una violenta lite. I due fidanzati hanno con loro 2 macete lunghi almeno mezzo metro. Dalla roulotte i due si spostano fuori, poi il ragazzo brandisce il coltello e colpisce il padre alla clavicola sinistra. L'uomo sanguinante ha tentato di chiedere aiuto e ha percorso proprio qualche decina di metri fino ad arrivare all'abitazione dei vicini. Non ce l'ha fatta neanche a suonare il campanello. L'uomo muore sul colpo. I due fidanzati si danno alla fuga con l'utilitaria del padre del ragazzo. Sul posto arrivano gli agenti della polizia che sequestra uno dei 2 macete. Dell'altro, quello usato per il delitto, non c'è invece più traccia, forse lanciato nel Canal Bianco. La polizia cerca di ricostruire quanto accaduto. Sente la moglie del 45enne presente con i figli più piccoli. Nel frattempo si cercano i 2 giovani che verranno trovati 3 ore dopo nelle vicinanze della casa del padre della donna che vive a Ceregnano, lungo la statale che porta verso il delta del Po. Per i 2 giovani scatta il fermo per omicidio in concorso. Del 17enne si occupa la procura del Tribunale dei minori di Venezia. La donna, Annalisa Guarnieri, 26 anni, di Ceregnano, si trova in carcere a Verona in attesa dell'udienza di convalida. Anche in queste ore la polizia è tornata in sopralluogo a Sant'Apollinare. Una vita ai margini, secondo le prime indiscrezioni. Lo stesso 17enne sarebbe rincasato giovedì sera molto alterato. In un venerdì nebbioso, come accade spesso in questa terra che va verso il mare, restano le immagini delle scelte di questi uomini e donne e tra le roulotte, quelle della famiglia posta sotto sequestro e cumuli di vecchie cose ammassate, spunta una magica stellina fucsia, il gioco di uno dei bimbi, testimoni di una tragedia che mai avrebbero dovuto vedere.